c'è questo tipo di problema. L'ARPAV su questo, vado velocissimo, ma ha delle responsabilità enormi. A Venezia c'è una centralina che rileva la qualità dell'aria da polveri sottili, è collocata a Saccafisola, quindi diciamo sopravvento. Quando abbiamo invitato... E adesso un altro in Rio Nuovo, però i dati storici della qualità dell'aria di Venezia sono rilevati da una centralina messa sotto vento. Quando sono arrivati i tecnici tedeschi della società NABU a rilevare l'aria in modo del tutto, la qualità dell'aria in modo del tutto indipendente, ci hanno detto: guarda, se io volessi mettere una centralina che non rileva assolutamente niente, la metto lì. In più è una centralina che misura, che è costruita e pensata per rilevare l'inquinamento, i polveri sottili dettate da traffico automobilistico, e quindi con la fonte delle polveri sottili poste a 40 cm da terra, non certo a 75 metri d'altezza come i fumaioli delle navi. Cioè noi dovremmo rilevare l'aria con degli strumenti che si avvicinano più a quelli delle fabbriche che non a quelli delle automobili. Quindi questo è un primo dato, no? Molto allarmante, molto importante, perché parliamo proprio della vita. Credo che adesso non ho qua i numeri, ma sono impressionanti i numeri di decessi, no? Che ci sono stati in Italia e in Europa proprio derivanti dall'inquinamento dell'aria, da malattie e tumori alle vie respiratorie, no? E queste, le grandi navi, sono un enorme distributore di veleno nell'aria, anche perché, secondo, no, il principio per cui il mare non è di nessuno e quindi ognuno fa quello che vuole, scarica quello che vuole in acqua, in aria, quando è nel mare, le navi bruciano un carburante che è estremamente più inquinante, più pesante, più sporco e più velenoso di quello delle nostre macchine. E questo è un primo grande tema. Poi c'è un problema sicurezza vera, no? Io, mica si ricorda, all'inizio del comitato ero uno di quelli che diceva: non pestiamo anche noi, no, sul tema della sicurezza. Il comitato è nato prima del Giglio, poi c'è stata l'isola del Giglio, c'è stata la tragedia della Costa Concordia, ma lì, no, ci hanno detto: ma no, ma lì c'era questo comandante impresentabile, sto schettino, poi c'era la cameriera che lo distraeva in quel momento, l'inchino, eccetera eccetera. No, qui non succede questo, perché qui ci sono i piloti del porto di Venezia, dei professionisti affermati, ci sono 2 rimorchiatori che garantiscono la sicurezza della nave, una poppa, una prua. Qui non succederà mai nulla di simile. Qualche mese dopo, forse un anno dopo, abbiamo visto cosa è successo a Genova, no? Con la Jolly Nero, non una carretta del mare, una moderna portacontainer della flotta Messina, una nave da 40.000 tonnellate, in condizioni meteo marine ottime, niente onda, niente vento, niente tempesta, niente uragano, niente tormenta, un guasto tecnico, una manovra sbagliata, 2 rimorchiatori, piloti del Genova in plancia di comando. 2 rimorchiatori non sono riusciti a frenare la derapata della poppa che ha toccato la torre faro dei piloti di Genova, che è andata in frantumi, e sono morte 9 persone. La Jolly Nero è una nave da 40.000 tonnellate, noi le navi da 40.000 tonnellate non ce ne accorgiamo neanche più, cioè attraverso la laguna, attraverso la nostra città passano quelle da 96.000, adesso non c'è neanche più questo tipo di limite, quindi potrebbero passare quelle da 150.000, da 120.000, ma la norma è un centinaio di migliaia di tonnellate di stazza. Quindi se 2 rimorchiatori non hanno fermato una sbandata di poppa di una nave da 40.000, cosa possono fare gli stessi 2 rimorchiatori se un guasto che succede avviene una nave da 120.000 tonnellate di stazza? La risposta te la dicono gli ingegneri nautici, cioè quelli che per mestiere costruiscono queste navi, che a 6 nodi ci mette 1,5 chilometri per fermarsi, di abbrivio, rimorchiatore o non rimorchiatore. Però a 100 metri ci sono le nostre case, non ci sono gli scogli dell'Isola del Giglio, ci sono le nostre case, le nostre cose. Quindi questo è un altro tema che ovviamente comporterebbe un disastro se avvenisse in centro storico a Venezia, e un disastro uguale se avvenisse in un qualunque punto all'interno della laguna. C'è poi un dato di danni fisici, no, alla città. Anche questo ormai lo documentiamo su, tra l'altro, tutte le televisioni del mondo da ormai anni. Un corpo
che si sposta in acqua, penso che fosse roba da elementari, cioè sposta una massa d'acqua pari al volume che occupa. È evidente, se c'è la nave non c'è più l'acqua. Parliamo di, appunto, Archimede, parliamo di 35.000 metri cubi, 35 di media, poi dipende chiaramente, 35.000 metri cubi d'acqua che vengono spostati al passaggio della nave e spinti contro la città, contro le rive, le fondamenta della città. Questo non è tanto questo il problema, quanto ovviamente, altra cosa credo forse alle medie, non può esserci una depressione in laguna, cioè quando la nave passa non c'è un buco dietro, cioè quest'acqua viene prima spinta e poi torna in scia. Questo movimento a fisarmonica, che si chiama sifonamento, crea un risucchio. Cioè il problema è più quando l'acqua, non quando l'acqua viene spinta, ma quando l'acqua torna indietro, che crea un effetto che si chiama sifonamento, che è un vero e proprio risucchio, che aspira. Venezia non è fatta con le fondamenta di cemento armato. Le pietre di Venezia, su cui tutto il mondo parla, no? Ha scritto, eccetera, sono tenute insieme da materiale molle, sabbia, fango, no? Questa cosa viene aspirata e si creano quei veri e propri crolli che possiamo, il giochino che facciamo spesso quando vengono le TV francesi, tedesche, inglesi, li portiamo a San Giorgio, che se voi adesso avete presente, no, il canale della Giudecca, dove proprio questo movimento è massimo, ci sono anche dei bei video su YouTube perché la nave deve fare una S, no? I masegni di Venezia ve li portate a casa, cioè si tolgono con le mani, le zattere, il ponte della Paglia c'ha una creppa di 3 centimetri che mette un fiale Malta ogni anno, ma non è. Le zattere l'hanno rifatte quanto? 7-8 anni fa e c'è tutta la pietralizia che si sta staccando. Ovviamente capisco che dopo la crisi della finanza ci hanno abituato, no, a privatizzare i profitti, a socializzare le perdite, ma questi danni non le paga certo il signor Costa Crociere, il signor MSC, che tra l'altro sono tutti delle multinazionali finanziarie, no? Uno che ha sede a Ginevra, l'altro che c'è sede a New York, eccetera. Però queste ricadono tutti sulle spalle dei cittadini, cioè a loro tutti i guadagni, invece sulle spalle della popolazione tutti i danni, tutti i rischi, tutti i malanni. Ma ancora peggio, perché in via del tutto teorica, se io spacco una casa, una fondamenta, apro il portafoglio, tiro fuori qualche milione di euro e in linea teorica, non sto dicendo che sia giusta, però posso pensare, ipotizzare di aggiustarla. Ma quando questo fenomeno avviene in laguna, non c'è miliardo che ci restituisca la nostra laguna. Perché questo esatto problema, cioè è ancora peggio quando avviene in zona, diciamo, non costruita, dove questo movimento di acqua non trova la pietra, ma trova la morfologia del fondo lagunare, e qua arriviamo, no, tutto quell'idiozia proposta di far passare le navi attraverso 27 km di laguna. Voi, voglio dire, Mira, io ci ho abitato tanti anni, ha una relazione stretta con la laguna, perché, voglio dire, no, ci sono le balene, la gente c'ha il barchino, cioè la gente di Mira conosce la laguna, no? Voi sapete com'è fatta la laguna? La laguna ha una profondità media di quanto? 80 cm, 1 metro e qualcosa, 50 cm, 30, 1,20 metri, cioè queste sono le unità di misura della profondità della laguna. In questa laguna così bassa e così morfologicamente varia, no? Tanto che c'è la barena, terre emerse, terre sommerse, eccetera, noi abbiamo scavato i canali portuali. Adesso non siamo riusciti a portare le immagini, no, da proiettare, però immaginatevi la sezione di un canale portuale. Quindi tu hai il bassofondo della laguna che è fondo, mettiamo 1 metro, e poi c'hai 12 metri, 10 metri, 11 metri, e poi di nuovo, no? C'è lo scavo del canale, cioè il canale dei Petrogli sembra piatto, ma se uno lo guarda in sezione è fatto così. Quando passa la nave, il meccanismo è esattamente quello dello tsunami. Quando passa la nave, sposta questi 35.000 metri cubi d'acqua, che si spostano, sbattono, diciamo, sulle rive sommerse del canale, incontra il fondale più basso e l'onda si alza. Immagino che ognuno di voi che sia andato in barchino quando passa una petroliera in canale della laguna l'avete vista, cioè c'è proprio l'onda, c'è la nave e dietro l'onda con la grespa, cioè con la schiuma bianca. E quella roba lì, cosa fa quell'onda? Che è esattamente in scala il principio dello tsunami.
scava il fondo della laguna, cioè mette in sospensione sedimi, mette in sospensione sabbia, e voi sapete che la laguna è fatta di acque dolci, salate, in equilibrio dinamico, e di sabbia, che può essere un problema se ne arriva troppa, come è stata in passato, ma è un problema se ne va via troppa. Quell'onda che scava, mette in sospensione sedimi, quindi appiattisce il fondo della laguna, poi va in scia della nave e noi perdiamo milioni di metri cubi di sabbia, di sedime ogni anno. Quando la nostra stella dello spazio, Samantha Cristoforetti, è andata in orbita, non so se vi ricordate, no? Che aveva fatto delle fotografie dell'Italia, no? Dallo spazio, anche questa si poteva, andate a vedervela comunque, eccetera, quella di Venezia. Cioè Venezia, bellissima, con la laguna, i ghebi, le barene, eccetera, e dalle bocche di porto del Lido ci sono due baffi marroni, così. Quei due baffi marroni sono enormi quantità di sabbia che vengono disperse in mare, e là non c'è storia, quelle non tornano più. E il vero problema della laguna, ormai lo dicono, ormai tutti, ormai c'è una letteratura su questo, cioè ormai c'è una bibliografia ricchissima su questo, il vero problema del degrado della laguna è dettato dall'erosione. Cioè il vero problema della laguna, il vero problema di Venezia, il vero problema della parte acquea del nostro territorio è dettato dall'erosione. Ogni nave che passa in laguna si porta via un pezzetto del nostro fondale, si porta via un pezzetto della nostra laguna, e non c'è modo di tornare indietro da quello. Per fermare il degrado della laguna ormai, voglio dire, è assodato, bisogna fermare l'erosione. Pensare di portare le grandi navi attraverso 26 km di laguna, cioè provate a pensarne, ce ne sono 18 il prossimo weekend, provate a pensare che via vai che c'è qua, cioè è decretare definitivamente veramente la scomparsa della laguna e la sua trasformazione definitiva in un braccio di mare, cioè si farebbe la cosa esattamente opposta a quello che andrebbe fatto. Il canale dei Petroli andrebbe ridimensionato, andrebbe per una tutela vera ambientale della laguna, il canale dei Petroli andrebbe chiuso, cioè non andrebbe più utilizzato. Questo è il punto. Quest'estate, cioè, non so se avete seguito un po' il dibattito, ma è stato, da quando si è instaurato questo nuovo governo giallo-verde, noi abbiamo subito scritto, no, come comitato al ministro Toninelli. Ricordo, i 5 Stelle non sono mai stati attivi dentro il comitato, anzi ci hanno sempre, tra virgolette, criticato, no, perché noi eravamo moderati, cioè loro erano più non nave di noi. Non andava trovata una soluzione come invece il comitato indica, che è quello che stanno attuando in giro per il mondo, dai piccoli porti come Dubrovnik ai grandi porti come Miami. Vi assicuro, nessuno dei due governati dai soviet ambientalisti, delle cose, anche da là, tutti stanno portando le navi fuori, cioè più vicine al mare, perché ormai il gigantismo ha raggiunto una dimensione tale che i porti, se vogliono mantenere il crocierismo, devono andare verso il mare. E quindi indichiamo quel tipo di soluzioni, cioè grandi navi fuori dalla laguna. I 5 Stelle ci hanno sempre attaccato da sinistra, tra virgolette, dicendo no, voi non siete davvero grandi navi, voi le volete solo spostare, invece noi siamo proprio, le navi non devono esistere nel mondo. Sono d'accordo con loro, chiaramente, però ecco. Adesso che hanno tutti i ministeri competenti per poter fare una scelta, silenzio di tomba. Allora gli abbiamo scritto una lettera il 25 giugno e ho detto: caro ministro, super non navi, perché non incontri il comitato non navi che ti spieghiamo e prendi così una soluzione in merito? Non si è sentito nessuno. Dopo un mese gli diciamo, perché abbiamo intuito, no, perché erano anche contro la TAV, e adesso invece la TAV si può migliorare, erano contro il TAP, e poi Conte va in Azerbaigian a stringergli la mano al democratico presidente dell'Azerbaigian dicendo no, guarda, il TAP tranquillo se fa. Erano anche contro l'ILVA, e tralasciamo ogni commento. Quindi gli scriviamo: non è che per caso state cambiando idea come su tutte le altre cose e ce la state
mettendo a bottega, tutti i 5 Stelle locali che hanno detto no, noi siamo no navi, finché non esce il ministro sul giornale e dice grandi navi a Marghera. Là si vede che qualcuno gli ha dato di gomito, gli ha detto veramente la proposta di Del Rio, voi sarete il governo del cambiamento, cioè dice la stessa roba di Del Rio, la sua base dei 5 Stelle, il meetup insorge, no, rispetto a questa roba qua. Il giorno dopo, cioè 24 ore dopo, esce sul giornale che dice no, grandi navi fuori dalla laguna, a Chioggia. Cioè Crozza ha cambiato il suo copione, il gioco delle grandi navi di questi anni, pur di mantenere tutto così com'è, è stato che ognuno ha iniziato a sparare la sua cazzata, cioè ogni 3 mesi c'è uno che sparava. Zanetti, come già era, quello De Monti, il mestrino di Monti che li voleva far passare dietro la Giudecca, st'altro l'ex rettore dello UAV a cose, l'altro che voleva fare il canale contorta Sant'Angelo, cioè ogni 3 mesi uno la sparava come se progettare un porto per navi a crociera fosse una battuta da bar da fare sue cose, ma giuro che Chioggia non l'aveva ancora detta nessuno, cioè bisognava aspettare Toninelli per sta roba qua. Quindi cioè, la situazione farebbe ridere se non fosse tragica, cioè se non fosse che questi sono al governo e stanno giocando sulla nostra pelle e sulla nostra testa. Motivo per cui l'indizione della manifestazione del 30 e dell'assemblea, soprattutto insomma della manifestazione del 30, ha anche lo scopo di riportare, diciamo, la discussione su un piano perlomeno di realtà, cioè su un piano perlomeno di aver chiaro di cosa stiamo parlando e di ribadire una posizione che è di totale buonsenso, cioè non è di alcun tipo di estremismo, di radicalità o di utopia, che è di spostare grandi navi fuori dalla laguna. L'assemblea del 29 invece, poi se c'è tempo magari anche approfondiamo, invece si sta dando come un'occasione veramente straordinaria, lo ricordava prima Mattia. Date un occhio alle adesioni, davvero dal Piemonte alla Sicilia, credo che non ci sia alcuna regione esclusa, credo che tutti i comitati veneti di cui io sia a conoscenza arriveranno e parteciperanno a questa discussione. Si sta dando davvero quello che è un gigantesco passo avanti nella costruzione di un linguaggio comune, di una direzione comune di tutte queste lotte ambientali. Qua siamo un territorio che le conosce, che ne ha fatte tante, che è molto sensibile al tema della tutela del proprio ambiente, della propria vita, del proprio territorio. Riuscire per una volta a mettersi insieme, a riconoscerci tutti come parlanti di una stessa lingua e fare un passo in questa direzione, credo che sia appunto quella del 29 davvero una delle occasioni più grandi che abbiamo mai visto finora.